E i giorni non che faceva andare fuori, no, e ora avevo l'acqua alta anche a me. Questa è la situazione di sabato sera nelle abitazioni del tratto terminale di Via dei Ciliegi a Catene. Per aspirare l'acqua con le pompe ci è voluto l'aiuto dei vigili del fuoco e un'intera notte di lavoro. Ed è così si arrabbia Bruno Giordano ogni volta che piove un po' più forte del solito. Una situazione insostenibile che si protrae da quasi 30 anni. Noi non possiamo subire dei danni continui, danni alle abitazioni e a tutto, e al vivere che è un vivere che non è vivere. Io da sabato sera dalle 7 che sono fuori testa. Mettere paratie, far così e tirare acqua. E qua se dietro di me ci sono le pompe con i tubi che vengono che buttano fuori l'acqua. L'acqua poi non va via perché la fogna non tirava e torna dentro. Io con la pompa la butto fuori. E è tutto un giro così. Secondo i residenti il problema è dovuto al piazzale retrostante di proprietà di una ditta privata, il cui terreno totalmente impermeabile e più alto rispetto ai piani terra delle case porta inesorabilmente l'acqua a riversarsi nelle abitazioni. Un problema, sostiene Giordano, che in comune conoscono a menadito. Abbiamo parlato con tutte le giunte, dalla giunta Perinato, Laroni, Cacciari, Orsoni, ultimo, sembrava che avesse risolto il problema. Eravamo sul punto di trovare una soluzione insieme all'assessore Farinea, ricorda il residente, poi però la giunta Orsoni è caduta, col commissario non si poteva fare niente e quando è tornata la politica abbiamo sperato che le cose migliorassero, ma invano. Politicamente parlando siamo proprio a terra con tutto, nessuno che ci ascolta, né Brugnaro e né l'assessore preposto a questo discorso qua, che sia Zaccariotto o che sia Venturino, non so chi che sia, nessuno che dice guarda vieni qua e parliamo e vediamo cosa si può fare. Zero assoluto. Io con loro proprio, sta giunta qua, da quando si è insediata, non si fa neanche un consiglio di quartiere, una volta facevamo i consigli, si trovava, si parlava. Zero assoluto.